Blindo Studios presenta. Esatto. No, è vero, è il sondazzo. Questa musica lo prova, lo comprova. Com prova. Ecco, senti, allora, sì, oggi vorrei distribuire delle bambole gonfiabili, perché vedo che c'è tanta fame nel mondo. E la fame nel mondo non può essere altro che, insomma, colmata dai feticci, cari amici del G, i feticci, mi piacciono i feticci, che fetore feticci, perché no, casomai, vabbè, i feticci non puzzano, non sudano, non cacano, non pisciano, non trasudano, quindi una bella bambola gonfiabile da parte della Sexy Dolls italiana e del signor Coglionchi, che sta per telefonare a delle persone per confermare l'invio della bambola gonfiabile che è stata ordinata dal signor tal dei tali. Sì, siamo nel nord della bella Italia, sì, bella Italia. Lo so, è bella. A volte le belle sono anche un po' stronze. Pronto? Pronto, signor Odino? Sì? È lei, signor Odino? Sì? Mi sente? Perché la sento molto lontana. Sono il signor Coglionchi, telefono da Lecco, Sexy Dolls italiana. Quella bambola gonfiabile che lei ha ordinato è già stata spedita stamattina, No, io ho ordinato niente. Sì, certo che ho ordinato. Ora non so se le arriverà in giornata, ma domani è festa, non so, forse sabato ne arriva. No, io ho ordinato niente. No, signor Odino, mi ascolti, noi abbiamo un'ordinazione, Tu hai ordinato qualche cosa? Ma no, qualche No, cosa. sto parlando con la moglie. No, io ho ordinato niente io. Sì, la moglie, c'ha una... No, neanche la moglie è qui da me. Neanche la moglie? No. Ma ha un nome la moglie? La moglie ha un nome, si chiama Geltrude. Geltrude, ecco, perfetto. E lei, avendo una moglie di nome Geltrude, ha chiesto aiuto a noi e si è fatto spedire una bambola gonfiabile, perché... Tutte balle. No, come balle, signor non Odino? venire qui seccare i coglioni, va bene? No, lei vada piano con i termini, signor Odino. No, bisogna chiamarla, Odino, Sì, perché poi ha un nome roboante, sì, Odino è... Pronto, Odino? No. Sono sempre io, No. No, sì, ascolti. No, ho detto di no, Sì. la moglie... La moglie... con nessuno, va bene? No, guardi, signor Odino, mi ascolti, Mi ascolta? Ascolti, lei sa chi era Odino? Ma che cosa vuol dire che se io so chi è Odino? Odino, lei devi dire cosa sì, cosa cioè, scusi, lei sa che Odino era il dio della saggezza e della guerra? Pensa un po', saggezza e guerra. Messe insieme. Le whisky, le cose là del nord, va bene? No, non le sa queste cose? No, cosa vuol dire questo? No, lei ha questo nome Odino, quindi cosa vuol dire? era il dio della saggezza e della guerra. E cosa vuol dire? Vuol dire che lei deve essere saggio. Come saggio? E fare le cose che... Ma no, io ho fatto niente. No, lei ha fatto l'ordinazione della bambola gonfiabile. Non ho ordinato niente, non seccare perché se dovesse capitare qualcuno io chiamo subito la polizia. La chiami la polizia, ma la chiamo io. No, Io ho l'ordinazione, la bambola gonfiabile. Cosa mi interessa a me la bambola gonfiabile? Ma come, con la voce che ha? Cosa pretendi da delle donne vere? Certo, non so neanche come è fatta, no? Che cosa? La bambola gonfiabile. La bambola gonfiabile è fatta molto bene, bellissima, buona, e lei se la può trombare, capito? Cavolo, Senta. gente anziana deve venire qua a confondere le cose. Ma signor Odino, lei sa che è il figlio di Bor? Basta stare. Suo padre si chiama Bor, infatti Sbor. Pronto? No, era Odino, Se Odino, il dio, Odino, sapesse che esiste un Odino così, si vergognerebbe, lo cancellerebbe, ma, sì,
Odino, no, non ci racconta più niente, vabbè, non importa, magari dopo parliamo un po' di Odino, perché credete che Odino sia un personaggino qualsiasi? Ah, ci mancherebbe Odino, vabbè, andiamo da un altro, sì, c'ha la moglie, no. Siamo in un nord buffo, è un nord buffo questo qui, ve lo dico subito, e sono buffi di nulla. Allora, va bene, d'accordo, andiamo a dare la bambola gonfiabile a altri signori, a un altro signore che ho beccato. Questo è un nome più normale, Giuseppe, anche se anche Giuseppe ci fa venire a mente qualcuno. Pronto? Sì. Signor Giuseppe? Sì. Lei? Sì. Senta, io telefono da Lecco, dalla Sexy Dolls italiana. Quella bambola gonfiabile che lei ha ordinato a uso sessuale è già stata inviata stamattina. Che cosa? Come che cosa? La bambola gonfiabile che lei ha ordinato. Ma sta dando i numeri? No, assolutamente. Signor Giuseppe, noi abbiamo avuto l'ordinazione e abbiamo già spedito. No, guarda che ha sbagliato di grosso. Comunque è già stata pagata, per cui non si preoccupi. Lei deve solamente riceverla. Chi? Giuseppe, lei guardi, io non faccio mai nomi, solo nomi di battesimo, mai cognomi al telefono, perché sa, con tutte le intercettazioni che ci sono in questo periodo. Senta, la Sexy Dolls italiana, io non ho mai telefonato a nessuno Sexy Dolls italiana. No, lei non ha telefonato, ha mandato una richiesta scritta, un buono che lei ha trovato su una rivista pornografica, l'ha ritagliato, l'ha riempito, No, guarda che si sbaglia. ha pagato anche il vaglia postale e adesso a questo punto noi le abbiamo mandato la bambola gonfiabile. Vuol dire che non la ritiro, che ne devo Ma dire? guardi che è già stata pagata, lei sa insomma cosa se ne può fare, vero? Una bambola gonfiabile. Può farci l'amore, capito? Non passi. Signor Giuseppe, lei si vede che ha bisogno di uno sfogo, giusto? Giuseppe? Io, vabbè, a parte il fatto che sono quasi mai a casa. No, vede, questa... Lei vuole sapere dove ha preso il numero lei anche? No, non ho preso, mi ha mandato lei. Chiaramente noi chiamiamo sempre quando facciamo la spedizione, chiamiamo per avvertire, anche perché arriva in forma anonima, nessuno saprà mai cosa c'è dentro al pacco, capito? Al pacco. Ha capito, signor Giuseppe? No. E poi le volevo dire, Le signor dico Giuseppe, sinceramente che io non l'ho mai chiesto. le posso dire, lei ha richiesto il modello nera, Addirittura. modello gatta nera, cioè è una ragazza alta e molto formosa, nera, e... Non mi sta prendendo in giro? No, ha un nome, cioè, è una bambola, è meravigliosa. Guardi, la bambola sopperisce molto bene, la donna parla, la donna puzza, la donna ha dei problemi, la donna invecchia, la bambola non invecchia mai, non parla, non rompe le palle, è perfetta, la gatta nera le arriva. Io non riesco a capire chi Sa sia come lei. si chiama questa bambola? C'ha Non un riesco nome, a capire chi sia lei. si chiama Basta con le seghe. Sì, Basta con le seghe. Così si chiama, ed è fantastica, vedrà che lei smetterà di toccarselo da sé. Sì, caro signor Giuseppe, lei è una persona veramente fortunata a aver richiesto la gatta nera. Signor Giuseppe? Oh, Ma potrebbe essere che qualcuno potrebbe averle fatto un regalo? appunto, sto cercando di capire chi. Ma allora probabilmente, visto che è già stata pagata, quindi lei, se lei dice che No, non io ha... non la ritiro anche se pagato. No, la ritiri. Ma lei ha una moglie, signor Giuseppe? Certo. Ecco, ma sua moglie non dirà mica niente, in fondo si tratta di una bambola, non di una donna vera. Lei se la mette nel letto e se la fa, e fa tutto quello che vuole, può fare di tutto, tutto quello che le viene in mente. Capisce? È fantastica, la gatta nera. Giuseppe? Di nome basta con le seghe, sì. Giuseppe quasi, secondo me, io lo richiamerei anche. Sì, perché, insomma, non la ritiro, ma sono tutti vecchi, sì, non capito, non c'è qualche giovane, il giovane non vuole la bambola, il vecchio non la vuole, insomma, qualcuno la vorrà, c'è una, ce ne sono alcune, mamma mia, sembrano. Ancora. Oh, Giuseppe? Sì. Allora mi raccomando, prenda la sua bambola quando arriva, anche perché il postino gliela consegna sicuramente, non se la riporta indietro. Mi è raccomandata. Sì, e poi insomma ne faccia quello che vuole. Mi raccomando, si diverta, va bene?
Oh, non riesco a capire chi sei. Ma lei quanti anni ha, signor Giuseppe? Mi dica. Già sta godendo? Quanti anni ha? 60. 60? Abbondanti. Abbondanti tipo 69? No, beh, Un po' meno? un po' meno. Cioè, a 60 e rotti. E lei pensa di non essere ancora valido? Lei si può specificare chi è? Come? Può specificare Ah chi sì, è? io sono il signor Coglionchi della Sexy Dolls Italiana, telefono da Lecco. Cosa ride? Sì, vabbè. Coglionchi, mi chiamo Coglionchi, va Come bene? me? Questo è il mio... Ascolto. Che c'è? Coglionchi come me che ascolto. Coglionchi. Mm. Sì, Coglionchi. No, come lei, no, in che senso, scusi? Abbia pazienza, io ho questo nome, meno male che non mi chiamo Coglioni. Mi chiamo Coglionchi, per fortuna. Quindi... Perché probabilmente viene dal paese dell'est. Nel paese dell'est? Coglionchi? Coglionchi? No, veramente io sono italianissimo, guardi. Coglionchi, c'ho due coglionchi, guardi, sì, c'ho due figli, anche loro sono due, si chiamano Coglionchi, sì. Infatti mi dicono, ma che due coglionchi che hai, mi dicono, no? E infatti sono i miei figli, si chiamano Coglionchi anche loro, giusto? Oh, non riesco a capire chi sei, che siete voi. Non deve, te l'ho detto, sono Coglionchi della Sexy Dolls Italiana. Allora, Giuseppe, buone trombate, Grazie. Convinci tua moglie, dille che tanto si tratta di una bambola. Glielo fidi dentro e via, ma chi se ne Poi frega. per il resto ci penseremo. La gatta nera, basta La con le gatta seghe. nera. Ciao Giuseppe, Ciao. Ti piace la gatta nera, eh? Ciao ciao Giuseppe, Coglionchi sono io, ciao bello, ciao, divertiti, sì, domani. Vabbè, no, purtroppo mi sa che non sarà basta con le seghe, lo so, certo, andiamo da qualcun altro. Sì. Dove mi sono tutti, che nord buffo, che è questo, che lei. Siamo spiacenti. No, anch'io, tesoro, te non te la mando, capito? Ecco, via, ecco. Però, questo ha un nome non proprio del nord, un cognome, dico. Ecco, sì, e quindi potrebbe essere un immigrato dal sud. Quindi, vediamo, sentiamo, si chiama Roberto di nome. Però il cognome è quello uguale a un certo Figuro. Pronto? Di ultima attualità. Pronto? Sì? Buongiorno, signor Roberto, come sta? Salve? Fra poco starà meglio, perché riceverà anche la sua bambola gonfiabile che è stata spedita stamattina. In che senso? Come da richiesta da lei fatta, noi le abbiamo mandato una splendida bambola gonfiabile, modello che ha richiesto lei e tutto il resto. Ne volevo solamente dire questo perché poi arriverà in forma anonima, il pacco non farà capire cosa c'è dentro e lei potrà utilizzarla. Non ho bisogno di bambole gonfiabili. No, come non ha bisogno? Cioè, anche se uno non ne ha bisogno, tanto per cambiare certe volte, uno ha la moglie, forse anche l'amante, ma una bambolina che non parla, che non rompe un po' le palle, no? Quasi, non è vero? No, facciamo di no, dai, visto che non l'ho ordinata, facciamo No, io non so chi l'abbia ordinata, ma comunque è stata ordinata a nome suo, è già stata pagata, per cui insomma io devo solamente avvertirla che dalla Sexy Dolls Italiana, da Lecco, le sta arrivando appunto questa bambola gonfiabile. Non so se arriverà in giornata, ma non credo perché poi domani è festa, forse sabato, ma, insomma, se l'aspetti. Ma è uno scherzo? No. Perché dovrebbe essere uno scherzo? Noi stiamo lavorando in un settore che è molto in crescita ultimamente. Sì? Sì, le bambole gonfiabili sono molto richieste perché sostituiscono molto bene la donna e non presentano i lati negativi della donna, tipo le mestruazioni, tipo la cellulite, tipo l'invecchiamento, tipo Rimangono sempre uguali. il parlare troppo, insomma, no? Il creare Rimangono problemi. sempre uguali. Non pretende niente pretende lei. È sempre uguali, però guardi, sono talmente modernizzate adesso che fanno tutti i movimenti, tutte le posizioni, non si preoccupi, ha tutto, lei può farci tutto quello che fa con una donna, esattamente. Quindi le arriverà quanto prima, la volevo solamente avvertire perché sono cose molto personali e noi avvertiamo sempre i nostri clienti.
No, faccia così, non me la spedisca, anche se è stata No, pagata. è già stata spedita. Io l'ho avvertita perché è già stata spedita. È già stata È spedita. già stata spedita stamattina, quindi non può, cioè, la prenda, probabilmente immagino che sia un regalo di qualcuno, perché a volte succede che qualcuno fa un regalo a qualcun altro, paga e spedisce a nome suo. Ma come vi chiamate Così. voi? Sento un rumore molto strano, cos'è? No, è il bimbo che fa rumore. Ah no, meno male, perché sembrava quasi uno sciacquone. È il bimbo. Sua moglie avrà qualcosa da ridire sulla bambola gonfiabile? Ma non credo, no. No, in fondo non è una donna. Non è una donna. Vabbè, lei è giovane, quanti anni ha? Giovanissimo, 25. 25, molto bene, perché spesso abbiamo la clientela anche un po' in là con gli anni, no? Persone che vogliono baloccarsi un po' come fossero bambini. Mi fa piacere che un 25enne possa usare la bambola gonfiabile che noi gli Mia abbiamo moglie sarà spedito. sicuramente contentissima. Contentissima sarà sua moglie, anche perché questa bambola gonfiabile è modello Rita Levi Montalcini. Ah, Sì, è quello sì, più sì. venduto in È quello che, va bene, sì, il modello senatore e senatrice a vita, Ah, guardi, è una cosa fantastica, E poi dura tanto, appunto. Dura tanto, non so quanto ancora. Almeno 90 anni. La prende e se la trombi. Oh. Buongiorno da Daniela Ubaldi, il commissario della Federcalcio, non mi aspettavo una situazione così grave, la nazionale stia fuori dalle polemiche. Entriamo dentro, dai, dentro alla seconda parte del sondaggio, dove non ci saranno bambole gonfiabili, ma chissà che cosa, ma chi lo sa, io non lo so, je ne sais pas, cari amici del G, je ne sais pas, le je suis. Vabbè dai, senti, guarda, ecco, sto facendo il numero di uno, il cui nome però No, dai. Mi suggeriva qualcosa, forse ho sbagliato, ho fatto qualche errore di battuta, no, a volte capita, errori di battuta, sì, anche sul mio blog ogni tanto mi accorgo di qualche errore di battuta, vado subito a correggerlo, allora capito, vado subito a correggerlo, sì. Vabbè, niente, allora si è andato, adesso si chiamava Igor, capito? Mi piaceva Igor, sì, io facevo il barone Frankenstein, lo so, avevo bisogno di un gombo, Shankar. No, dico, anche allora, questo non è successo nella prima parte, sì, appena forse un po', sì, andiamo da un'altra, ancora, sì, ancora, sì, ancora, sì, ecco, sì, ecco, ok, alright, that's alright, mama, that's alright, my mama. Sì, vabbè, Elvis, scusa, ma lo so, sì. No, del resto nella mia tua canzone Elvis, non mi è andata te per la prima volta, l'hai ripresa, ne hai fatto un tuo pezzo, ma come dire, no, ma diciamo una cosa me ne stanno, Elvis, ci reti con Elvis, sì, ci parlo, ci reti, sì. Però poi si fa sempre pace, certo, ci mancherebbe altro, basta una canzone, e mi fa, Are you lonesome tonight? Oh, che lei tutti si è messo in testa, no, sono mio lavoro, dice lui, meno male. Allora, insomma, ci si fa compagnia anche la notte. Vedo che continuo a non riuscire, riesco a non continuare, non riesco a parlare con nessuno, ti giuro, nessuno mi risponde in questo secondo, come si dice, il secondo tempo, no? Sì, è una partita di calcio, sì. Uè ragazzi. No, questo ha un nome tedesco. Da quelle parti sì. Ce ne sono sì, certo. Hallo? Hallo, Heinrich? Vuoi parlare con Heinrich? Wie sind Sie? Ciuccio mi cicci in cima? Otto? Ja. Hallo? Hallo? Ja? Ciuccio mi cicci in cima? Hallo? Ja? Ma Heinrich? Dov'è Heinrich? Wer ist Heinrich? Oh,
detto anche in tedesco, che devo fare di più? Nini, chiacchiera. Allora, Heinrich. È andata via. Ma direi, Wer ist Heinrich? Secondo me vuol dire dov'è Heinrich. Ma senti, lasciamola stare. Subito, che ho detto di strano? Ciuccia vicin cici, ma non può mica aver capito. Che lingua. Sì. No, ora si incontrano questi tedeschi, tu mi ha detto in questo posto e mi risponde tedeschi e parlano tedesco, Cioè, se io parlo italiano, non parlo in italiano, continuo a parlare tedesco e sì. Siamo spiacenti. Anch'io. Palle. Ma questa Brigitte penso che non sia Brigitte ma Brigitte, sì, è una tedesca che sta italiana, già, vediamo un po', ho trovato tutta una serie di tedeschi, mamma mia, Brigitte, un'altra, 2 Brigitte ho visto, sulla stessa pagina. Brigitte non risponde, insomma ragazzi, o ragazze, andiamo dall'altra Brigitte? Andiamo dall'altra, tanto una Brigitte vale l'altra, figurati, tanto sono mia Brigitte Bardot, sai, quando anche fossero ormai. Dunque, sì, ecco fatto questo, ma l'altra Brigitte, Brigitte? No, allora... Niente Brigitte. Le Brigitte non sono disponibili. Abbiamo finito le Brigitte. No, sono esaurite. Allora andiamo a una che si chiama Ernia. Ernia, ovviamente si chiama Erna, ti dico che si chiama Erna, diciamo la verità, Erna. Ma io lo chiamo Ernia. Sì, lo so, lo chiamo Ernia. Vediamo se Ernia almeno mi risponde. Ernia! Vai su! Dove sono a finire tutti questi tedeschi? Allo? Allo, Ernia? Ernia? Ah? Ernia? Che ernia può? Ernia? Ernia? Erna? Sei tu? Sì. Sì, parli italiano? Sì. E meno male, perché insomma, a me sembra telefonare all'estero, scusa se te lo dico Erna. Prego? A me, senti proprio così, a me mi sembra telefonare all'estero. Ah no. Capito? No, tu sei in Italia. Chi parla? Tu sei italiana Erna, vero? Chi parla? Erna, io sono mezzo tedesco, mezzo francese, mezzo spagnolo, Ma chi mezzo è? vischero e mezzo fiorentino. E il nome? Il nome? Paul. Chi è? Paul. Ah, non conosco. Non io. conosci Paul? Mi senti? Sì, ma Erna. io non conosco, no. Non importa Erna. Erna, Perché? perché? Perché te lo dico io, qui ora basta, bisogna smetterla di vederci così, solo con la coda dell'occhio. Dobbiamo vederci per bene, dobbiamo andare in qualche posto e spogliarci tutti nudi, io e te. Oh. No, io non vado da nessuna parte. No, non vai da nessuna parte, Erna. No. Ernia o Erna? Mamma mia, non va bene sulla parte. Meno male questa almeno parlava italiano, no? Sì. No. Però cominciano, allo. La prima intenzione è quella tedesca, poi dopo magari possono anche... Proviamo con un signore che si chiama Hubert. Italiani, Sono italiani. Beh, del resto i migliori sciatori italiani a volte hanno... Vero? Allo? Allo. Scusa, ma non esiste Pronto dalle vostre parti? Pronto? No? Come stai? Chi parla, scusi? Sono amico di Hubert. Ah, buongiorno. Però non so, io sono toscano, Ah, purtroppo il tedesco non lo so, mi dispiace. e io sono ladina. Ladina. Sì. Bello essere ladino perché avete una lingua tutta vostra. Sì. Io non so il tedesco, figurati il ladino. E ho dovuto imparare il tedesco con Hubert. Hubert è non lo tedesco, sapevo, appunto sì. perché Hubert lo conosco, è tedesco lui. Sì. Cioè è tedesco, italiano, tedesco. Sì, insomma, qui in Italia. In Italia però... È nata da Piano. A Piano Gentile. Sì? Sì, ma è gentile? Sì. È anche a Piano?
Sì. Meno male. No, io vorrei fosse un po' più sporgente certe volte. Lo dico per te, eh? Sì. Hubert è un bravo uomo, però... È un bravo uomo, però... Però? Sai, ognuno ha i suoi difetti, Sì, quello è vero. E i suoi vizietti, Sì. sai, ognuno ha i suoi vizi. Ma adesso non li ha più. Non li ha più? È morto 10 anni fa. Oh! Sì. Volevo vedere se te ne ricordavi. Che cosa, che è morto? Sì, no scherzo, dai, ma faccio per tenerti un po' su, allegra. Sì, Perché tanto ormai la vita ti sorride, no? Certo. Sì. Hai un altro uomo, vero? No. Com'è? No. No! Così posso uscire e andare come voglio ed rientrare. Ah, perché quindi l'uomo non te lo permetteva? Cioè il marito non ti permetteva di fare un po' i tuoi comodi? Non l'ho mai fatto. Ecco, però adesso sei libera. Sì? Libera di andare e venire. Sì. Ma il problema, 10 anni senza un uomo, il problema è questo. Per noi vedove va. Per voi vedove siete tante. Sì? Sì, è vero. Quanti sono gli Hubert o quelli sono morti? Effettivamente, certo, ma tu come hai fatto a resistere agli impulsi sessuali tutto questo tempo? No, è facile. Facile? Mi spieghi come si fa, perché io non ci Si riesco. va in chiesa e si prega. Anch'io sono vedovo, Ecco. però non riesco a resistere. Sì, va. va. Per voi uomini è differente, per sì? noi donne è un'altra cosa. Anche le donne hanno, insomma, il piacere sessuale, no? Tu non l'hai mai provato allora? Sì. E si va in chiesa, come hai detto? No, si va a lavorare in chiesa, si fa e allora passa tutto. Ah, tu ci lavori in chiesa? Sì. Ah, cosa fai? Faccio gli altari. Ah, Per che la domenica. bel mestiere. Sì. Sì. Vado a raccogliere fiori dove ci sono gli orti, li prego per portarli in chiesa. Li freghi? No, prego i... Ah, no, avevo capito, li frego. No. Allora non è più Li preghi? una buona azione. Ah, li chiedi, se hanno dei fiori. Ecco, si chiede, prego se me ne danno. E te li danno? Sì, volentieri. Ma in chiesa cattolica? Certo. Ah, certo, cattolica. Sì. No, perché sai, i ladini sono cattolici. Noi siamo cattolici, sì. Perché ci sono anche di altri valdesi, per esempio, no? Sì, ci sono anche quelli, non sono cattolici. I ladini sono cattolici. Sì. E avete questa lingua così bella, unica, e proprio in un piccolo luogo c'è una specie di enclave dove praticamente si parla ladino. È solo lì, vero? E ogni paese ce l'ha un po' diversa. Ecco, pure. C'è la Val Gardena, c'è la Val di Fassa, ogni paese ce l'ha un po' diversa. Ah, Val di Fassa, la Val di Fassa, sì. Provincia di Belluno. Sì, la Fassa Bortolo è una squadra di ciclismo. Sì. Ecco, per esempio il ladino, ecco, come si salutano le persone? Ciao, per esempio, come si dice? No, Ciani. Anche ciao, si dice anche ciao. Ciao è diciamo internazionale. Sì, effettivamente lo dicono. E anche in arrivederci si dice Shani. Shami? Sì. Shami. Da dove viene il ladino? Ma non viene dal latino? No. C'erano i romani, sono insomma tante lingue assieme, non so, c'è anche il francese, c'è di tutto. Ecco, per esempio, ti amo, come si dice in ladino? Itobun. Itobun? Yeah. Ya, sempre per il sì. Ma itobun. I vuol dire io. To vuol dire ti. Io vuol dire Itobun. Yeah. Bun, amare. Sì. Il verbo amare, bun. Sì. Allora, ibun. Itobun. Sì, questo itobun, io ti amo, ma il verbo amare come si coniuga al presente indicativo? Ibun. Yeah. Tu, Sì. tu, bun. Io. Poi come egli? No, come si dice? È un po' difficile a spiegare così. No, vabbè, le persone singolari, io, tu, egli, come si dicono? Io, te e al. Ye e? Io, te e al. E al. Ye, bun. Io, to, bun.
Sì, lo so che mi ami, lo so, ho capito che mi ami, Ietto boom. Quindi se io vengo tra i ladini e trovo una bella ragazza e le voglio dire che l'amo, Ietto boom. Ietto boom. Ecco, così. E lei cosa potrebbe rispondermi? Lei mi dice... Jelince. Cioè? Anch'io. Jelince? Jeince. Jeince, Sì. È Ietto un po' boom, difficile. Jeince. E se non mi ama cosa mi dice? No. No, che miseria, ragazzi. Se io, siccome devo venire in zona, se io devo chiedere me la dai a una ragazza, come devo dire in ladino? Mladaste. Me la daste? E lei se me la vuol dare cosa dice? Io no. No, Se sì. la vuol dare. No, va bene, ho capito, se non me la vuol dare, come succederà? Io la dania. Come? Io la dania. Io te la do mica, io te la do mica, sì, io te la do mica, io te la do mica, ho capito, sì. cioè, ma se me la vuol dare, come risponde? Prego? Se invece dice sì, te la do, cosa vuol dire? Come dice? It la da. It la do. It la da. It la da. No. E i gardenesi è di nuovo tutto diverso, ce l'hanno loro con quelle... Sì. Noi abbiamo la R. Bella, ecco, mi piace la R così, Sì. brava, perché quella così No, è un no. po' vomitevole. No. Purtroppo mi piace Più il nel ladino. tedesco. Ietto boom. Il gardenese più nel tedesco. Noi abbiamo più nel francese. In Val Gardena. Sì. Val Gardena, però posti belli, Posti sì. bellissimi, Fa freddo lì in questo momento? Sì, ieri sono stata. Ieri. Era sotto zero anche. Ma neve si è vista un po' di neve? No, su in alto sì. Su in alto sì, sono posti meravigliosi, dai, sì. Però un po' la gente com'è da quelle parti la gente? No, adesso è diverso, una volta era più È più chiusa, come giù in Terronia. Interronia? Anche un po'. Interronia? Differenti da mezza Italia su. Capito. Ecco, ma mi chiedo, voi avete delle emittenti radiofoniche o televisive in ladino? Sì, c'è il ladino. C'è proprio il ladino? Sulla televisione di Bolzano. Ah, da Bolzano ci sono... Sì, c'è un'ora il lunedì e poi c'hanno quei... In mezzo, prima del telegiornale c'è... C'è proprio in ladino, Sì. Ma qualche Del film... telegiornale Ma tedesco. non li doppiano i film in ladino? No, Non so. Questo magari no. Non so. Ma Ce voi ne avete, sono, però, sì. avete questa fortuna, sapete 2 lingue, insomma, no? 3. 3, cioè? Sì, il ladino, tedesco e l'italiano. Il tedesco per forza, perché sennò lì non si vive senza il tedesco, vero? Adesso sì. Noi eravamo sotto Mussolini che Sì? abbiamo dovuto andare a scuola italiana. Certo. Dopo sono venuti i tedeschi e lì non si capiva più niente. Tedeschi o austriaci? Tedeschi? Austriaci, ecco. Germanici. Germani, insomma, quel ceppo lì. Deutschland über alles. Deutschland über alles. Sì. Arbeit macht frei. Macht frei, jawohl. Quella è brutta, Sì. Quella è brutta, Sì. Anche Deutschland über alles non è bella. Si cantava, sì. Sì. C'è una canzone proprio. Perché te hai una certa... Quanti anni hai? Io? Sì. Ma se sa del Hubert allora... No, sì. mia. Cioè, ti ricordi di Mussolini? Sì, sono andata a scuola, le piccole italiane. La piccola italiana, i figli della lupa anche, sì. vero? Sì, i Ma noi Balilla. avevamo la M qui sulla camicetta. La M di Mussolini, è sì. fatta proprio come la scriveva Sì, lui, sì, vero? sì. Certo. Le piccole italiane, la camicetta bianca, la gonna nera. Sì, ma tu eri contenta allora? Certo, se ero bambina. Certo, eri giovane, quindi si Ma è sempre c'era contenta. molto da mangiare. Ecco, c'era pensandoci ora, sono cambiate molto le cose? Sì, Sono migliorate o peggiorate? ma ce ne sono di peggio e ce ne sono di meglio. Ecco, c'è qualcuno che ancora pensa che quell'epoca fosse migliore? Tu che dici? No. Da uno sì e no, insomma. C'era la festa degli alberi che era bella. Si piantava l'albero, ogni bambino sì. piantava un albero, vero? Sì, e si andava a mangiare il pane con la marmellata femminile. Ecco, quello era qualcosa Marmellata buona. vera, marmellata buona, senza conservanti. Sì.
E allora c'era anche la Nutella che non si chiamava Nutella? No, non era Nutella. Era crema La- di vero? No, la marmellata si tagliava Sì, a non è- quadrettini, erano nelle cassette di legno. Senti, ah che bello. Sì, la carta oleata, la carta gialla, Sì. non c'erano i supermercati, No, non c'erano i centri commerciali. C'era un negozio e basta. Un con negozio? tutto dentro. È tutto Coppe. un emporio, non Ecco, c'era sì, tutto. c'era tutto. Sì. Però la farina nei sacchi si prendeva a Certo. chilo. E il carbone per il fuoco? No, quello non c'era, c'era la legna lì. La legna. E per il frigorifero la ghiacciaia. E quello gelava in estate. Ah beh, senza dalle avere nostre parti non c'era problema, perché andavi non c'era Gelava un lo po', stesso. gelava lo stesso la roba. Sì. Ho capito, non c'era l'omino che portava il ghiaccio, No. No, quello è un bene, però. No. E ora però il frigorifero ce l'hai, Certo. Vedi? Sì, Vedi che anche prima la non ne avevi lavatrice. bisogno, prima non ne avevi bisogno del frigorifero, No. e ora sì. Sì. E ora sì perché? E anche la lavatrice non c'era. Già, e la lavastoviglie, e il televisore. Sì. Vero? Ora si ha bisogno di tutto, perché cosa fai senza televisore, senza la lavatrice, No. senza il frigorifero, cosa fai? No, piuttosto il televisore, ma la lavatrice deve rimanere. Deve rimanere la lavatrice, sì, perché fa troppo comodo. E il telefonino, cosa fai senza telefonino? Sì. Anche lì, Anche come si quello. fa? Come si fa? Prima si faceva, se si faceva, vero? Tutto. Tutto si faceva ugualmente. Col vero? telefono si andava alle poste, Sì? si faceva chiamare sta persona una Attraverso il certa centralino? ora, e poi Sì. si andava lì di nuovo e si telefonava. Erano quei telefoni attaccati al muro. Sì, Che ma si doveva... si parlava a quella trombettina e si No, metteva l'altra no, trombettina all'orecchio? No, c'era già il telefono. Ah beh come sì, quello c'erano vero, anche telefoni sì. quelli insomma normali, si pensa all'epoca dei telefoni bianchi, quello era che erano ancora- negli anni 30, negli 20, 30, cioè effettivamente già c'erano anche i telefoni quelli insomma Sì, normali, sì. sì, ma parlavo di telefoni pubblici. In ogni caso, veramente un cambiamento epocale. E tu Sì. l'hai visto questo cambiamento? Sei stata Purtroppo piccola sì. italiana e ora Sì. sei una grande italiana, ladina, insomma, sei più italiana o più ladina? Ma io rimango ladina. Sì, perché si è Sono nata là e rimane là. giustamente, ma il ladino è italiano, Sì, sì. sta in Italia e quindi i Ma c'era documenti una sono volta italiani. sotto l'Austria, Sì, l'Austria. lassù. Ma era La meglio mamma era ancora sotto l'Austria, è andata a scuola. la mamma, sì. Mia mamma. Ho capito. Ma dicevo, era meglio l'Austria dell'Italia? No, quello non credo. Mia madre non ne ha mai sofferto per quello. Ecco, ma se uno prima è austriaco e poi diventa italiano, non c'è un È come senso di adesso i sbilanciamento? soldi. No, è come adesso con la lira e l'euro. Sì, Ecco, uguale è stato. c'è un passaggio quasi indolore all'inizio, sì, poi ti quello. accorgi che l'euro è molto più gravoso Oh, ma è come? perché ha raddoppiato tutte le E tariffe. come? Eh? Sì. È vero? Sì. Ma come ti chiami di nome? Se sai il nome di Hubert, lo so Ma il nome per di Dio, Hubert lo so, perché ma io non so chi è non mi ha lei. mai detto il nome della moglie. Io non so chi è lei. Lo so, io l'ho detto chi sono io? L'ho detto prima? Sì, ma non ho fatto caso. Non mi ricordo più nemmeno io. Ah. Comunque Perché ha lavorato con mio marito. io ho lavorato tanto, ho lavorato con tanta gente, con tante persone, non ho quindi fatto vuol che dire- lavorare nella vita, sono stato anche all'estero a lavorare, sono tornato in Italia, sono andato all'estero, tornato in Ma Italia, che mio sembrava una pallina da ping pong. E poi alla fine mi sono stabilito a Firenze. A Firenze? Si è illuminata subito la parola Firenze, ti piace Firenze? No, non sono mai stata. Ahia. Devo dire la verità. Però l'idea di Firenze ti piace? Cioè, Sì, cosa? Senti, a Firenze mi è sembrato che ti illuminassi tutta, o sbaglio? Sì, sono delle belle città, ho visto Milano. Cosa sai di Firenze? No, di Firenze non so niente. No, per esempio, un No, ho monumento, visto la televisione. un monumento famoso di Firenze, te lo ricordi? No, No. Il fiume che passa da Firenze? non so qual è. Non Il so. Po? Il Po, certo, come no? Po, no, sì, insomma, lungo? quasi. È lungo il Po, quindi
hai perso un po' la cognizione del territorio. Vabbè. Vado più a scuola, non lo so. Ma non è una cosa di scuola, insomma, magari uno sa che l'Arno. Ah, l'Arno, sì. E poi non so, Firenze, il parco più famoso di Firenze. No. Leca, come dice, è primavera, svegliatevi ladine, alle ascine, se aprile per Rubacuo. Vabbè, comunque l'idea di Firenze ti piace, città d'arte, città di geni. Ecco, un genio fiorentino, un grande genio fiorentino, per esempio, secondo te? No. O comunque toscano, ecco. No, non lo so. Per esempio, un nome che ti posso fare, Michelangelo Buonarroti, Ah, beh, Leonardo da Vinci, sì, non so, Sandro Botticelli, anche. oppure Galileo Galilei, che era Anche. pisano, Sì. insomma, la Toscana, quanti geni ha prodotto, Sì. come dice, la Ladinia? Si dice Ladinia? Ladinia? Sì, Ladinia. Ecco, la Ladinia, c'è un personaggio che No. si ricordi, un Louis uomo... Trenker. Chi? Louis Trenker. Ecco, Louis Trenker. Grande alpinista. Ah, ha inventato il trekking. Trenker? Trenker Ha inventato il trekking, sicuramente. Grande della alpinista. Val Gardena. Ma di quanti anni fa? Molti No, anni. non è da tanto che è morto. Ah. Ma andavano ancora con le scarpe inchiodate, Ah, coi sì? chiodi. Col chiodi? Facevano le scalate loro. Ah, fantastico. Senta, ma è morto nel suo letto? Questo Sì, è signore? morto qui Perché in Val Gardena. molto spesso Non è precipitano. caduto, no. Beh. Trenker. Trenker, sì. Trenker. Hanno fatto anche film, era anche sì? attore. Era anche attore? Sì. Ah, un attore alpinista, insomma, Sì, faceva sì. film di Sempre montagna. di montagna. Complimenti davvero. Avete anche voi il vostro personaggio. Sono Certo. contento. E a me, devo dire la verità, i ladini stanno simpatici. E mio padre era Sì. un decoratore, Ah, cosa decorava? però di chiese. Ah, decorava le chiese? Bene. Non ha quei stucchi che faceva ecco, quindi... indorati con l'oro e col... Ah, fantastico questo, ci sono tante chiese stuccate, Sì. con questi stucchi si vedono ancora, magari. Certo. Lei sa cosa ha fatto suo padre? C'è qualcosa in qualche chiesa? Che lei Sì, sappia? Sì, c'è anche in Valbadia, In Valbadia? il mio paese. E se lei va lì magari guarda questi Bellissimi. stucchi e dice li ha fatti mio padre. Sì, Ah, bene. sì. Suo padre E aveva... a Colonia è stato quasi tutta... a Colonia? Sì. Il famoso Duomo di Colonia ha Certo. lavorato? La Fino a cattedrale. 48 anni. La meravigliosa cattedrale gotica Sì. di Colonia. Ecco, lì ha lavorato. Ah, ma il nome di suo padre qual era? Giuseppe. Giuseppe? Joseph? Perché vuol sapere tutto, vorrei No, sapere perché poi lo vado a ricercare su internet, magari c'è qualcosa su ma è internet morto- su di lui. È Joseph morto già 60 Ratzinger. anni, 60 anni fa. Appunto, era un uomo, diciamo, partito dall'Ottocento, insomma. Sì. Ecco, come dico, il nome Ratzinger? No. No. Joseph Ratzinger. No, Alfreider. Freider? Sì, Freider? Alfreider. Alfreider. Ma ormai non si... Joseph Alfreider, io lo trovo, se c'è lo trovo, se non c'è non lo trovo. Comunque allora... complimenti signora, lei è una ladina anche chiara che sa spiegare bene le cose. Io ho fatto un po' di domande, però ora so molto di più sui ladini e insomma la situazione. Chi è lei? Joseph Alfreider. Alfredo. Alfredo. Sì, è un po' freddino, sono al freddo, ma insomma, ora chiudo la finestra. Senta, allora ti devo salutare, è stato meraviglioso, un incontro Sì, ma fantastico. Posso dire? Chi può dire anche il nome? Yetobum. Chi? Ah, Yetobum. Yetobum. Ecco. Yetobum. Te lo posso dire chiaramente, Yetobum. Ah, so. Ciao. Se non mi conosci niente. Non importa, Yetobum va lo bene. stesso. Dai. Sì. Ciao cara. Arrivederci. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Bene, carina, simpatica, cortese, ecco, la signora ci ha spiegato tante cose con leggerezza e mi è piaciuto farle delle domande. Yetobum. Se vuoi in ladini ragazzi le sono tutte mie. Yetobum, lei, non te la do. Ah, capito. Ehi, volete il GIR per uno spettacolo? Semplice, basta chiamarlo al 333 180 52 52.
Non rispondo ai numeri riservati, chiaro? Allora ripeto, 333, in bischera tu sei te, se tu rompi le palle, allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete